questo tutorial vedremo come applicare una articolazione alle note in maniera molto veloce, ovvero non una nota alla volta ma più note tutte insieme. Questo vale se ovviamente dobbiamo usare la stessa articolazione su più note. Per prima cosa selezioniamo lo strumento articolazione, che è questo. Dopodiché andiamo sulle note sulle quali vogliamo mettere il segno, ad esempio qua giù, le selezioniamo con un clic e trascinamento e si apre la finestra di selezione delle articolazioni. Abbiamo il pulsante seleziona e scegliamo la nostra articolazione, ad esempio questa. Facciamo select, vedete che qui viene il numero di quell'articolazione. Dopodiché possiamo selezionare alcune particolarità, per esempio in un intervallo di durata, quindi non su per esempio delle minime ma solo su delle semicrome o semiminime. Includere note che iniziano una legatura, eventualmente note che continuano o terminano con una legatura. Si può anche applicare una modifica della posizione di default a tutte le articolazioni. Per il momento lasciamo così, facciamo clic ed ecco che abbiamo messo la nostra articolazione su queste note. Per fare la stessa cosa c'è un metodo ancora più veloce: programmare i cosiddetti meta tools, cioè i tasti di scelta rapida. Noi andiamo sullo strumento articolazioni e già ci siamo. Scegliamo quale tasto vogliamo utilizzare per programmare il meta tool, per esempio S per staccato. Premiamo il tasto maiuscola, la lettera S e si apre la finestra di selezione delle articolazioni. Selezioniamo il punto di staccato, vedete qui in realtà è già selezionato, e facciamo select. Non è successo nulla a prima vista. Adesso vediamo cosa succede premendo il tasto S da solo mentre selezioniamo un gruppo di note, per esempio sempre queste qua giù, e immediatamente su queste note è stata applicata la stessa articolazione. Possiamo scegliere qualsiasi tasto alfanumerico e del tastierino numerico per programmare i nostri meta tool, che sono molto veloci. Grazie per l'ascolto, alla prossima.